Schio, pacco anonimo. Quando i proprietari di casa se lo trovano davanti alla porta, lo prendono e lo scartano, trovando un rudimentale candelotto in plastica con una miccia e all'interno della polvere. Può essere un ordigno esplosivo. Vengono immediatamente chiamati i carabinieri che si precipitano sul posto, sgomberano l'abitazione e fanno intervenire gli artificieri che disinnescano la bomba e confermano che è piena di polvere di tritolo. Colpo di scena, sul cellulare del figlio 27enne della coppia arrivano alcuni messaggi da un conoscente, un 53enne che rivendica il gesto. A casa dell'uomo, un pregiudicato del posto, i carabinieri eseguono una perquisizione dove vengono trovati detenuti illegalmente 2 fucili e 6.500 cartucce di vario calibro, oltre a 3 metri di miccia e un contenitore con all'interno polvere pirica. Il tutto è stato sequestrato, il pregiudicato è stato deferito per le minacce rivolte al 27enne, per la fabbricazione dell'ordigno esplosivo e per la detenzione illecita delle armi.